Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova parte di Pokémon, seconda parte di Pokémon Argento. Argento, sì, Argento. Ora facciamo una cosa, opzioni, mettiamo velocità test 3, ok, che se no ci abbusciamo. Allora, andiamo di qua. Ricordiamo che il mio Totodile l'ha imparato io e siamo di nuovo a Borgo Forgenova. Ecco qui. Allora ci dirà che un ladro qui è stato rubato qua. Vabbè. Allora, mettiamo che si chiamava Clo 4. Clo 4, ok. Sì, ebbe un nome alla cavolo. Vabbè. Ora abbiamo questo uovo al professore. Al professore. E dopo Cetra ci imparerà a catturare i Pokémon. Ben ci insegnerà a catturare i Pokémon. Questa ok, quindi Rattata, azione, cioè gli ha tolto niente gli ha tolto, non cioè, Pokéball dolci, le famosissime 5 Pokéball. Allora, ancora, ragazzi, credo che vabbè, allora la mia squadra sarà Totodile, come immagino io Totodile, e Mavic per ora, perché mi catturerò sicuramente Mavic per la palestra. Poi chi vorrei catturare più? Chi vorrei catturare più? No. Allora, ecco qui trattata, lotta, pistolaco, questo è Gennaro e Bullo. C'è un trucchetto che se chiamate più volte Gennaro, questo bulletto, avrete la capacità di, cioè 5 volte maggiore di trovare un Pokémon Shiny. Ok, questo lo devo cercare il Bullo. Vabbè, io prima di farvi vedere se è vero o no, lo testerò. Ok, abbiamo vinto contro questo allenatore. Questa non potrà lottare, vero? Allora.
allora graffio, graffio. Ok, abbiamo battuto. Accendere il bulletto. No, non è il bullo. Ora ci chiamerà la madre per dire perché non l'abbiamo chiamata per avvisarla. Abbiamo dimenticato. Bello spritz. Voglio vedere se trovo un Zubat in questa palestra. In questa caverna, scusate. Serve uno Zubat assolutamente. Judith. Vabbè, poi ci verrò da solo. Ancora Judith. Grazie. Oh no. Cioè, 8 livelli maggiori non lo uccido. Ragazzi, vedo che in questa parte non farò niente di interessante, oltre che catturare se trovo un Geodude, un Zubat e catturare un Medic, non farò niente, cioè farò solo questo, sarà una parte noiosa, quindi se volete cambiate video, ma non vi assicuro niente. La prossima parte faremo la torre bello Sprouts e la torre bello Sprout cosa è? La torre bello Sprout è la palestra. Bene, vediamo qui, ho messo un momento in pausa. Siamo a Via Lopoli. Ah, qui riuscire, vabbè, niente. Siamo a Via Lopoli, ora andiamo a catturare il medico. Catturerà qui. Qui proprio, guardate qui, c'è qui. Questa è bicella. No, niente medico. Mary, che cazzo è? Oh, Pip. Oh, Pip. Non ho sbagliato sotto per favore. Sì, vedi. Quello so già. Usiamo graffio. Eccomi. Sì, sono fortunato. Ok. Abbiamo catturato il medico. No, non sbagliato, prima di dare il soprannome al medico. E ce ne andiamo a quella cava. Ecco qui. Ok, tu parti delle tue, va bene. Uccido? Sì, o no. Così si faceva schifo. Era scarso. Judith. Non dai, cerchiamo. Sono passati più di 10 minuti.
Vai. Mannaggia, avresti già tutte di me. Dai. Geriato, ma... Zubat, 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 Twicchione. Dai, ancora un Geodude, non ce ne facciamo vedere un Geodude. Ancora Geodude, ancora Geodude. Non mi sono catturato quello di livello 2 perché no. Ancora non va più qua là. Ah, ecco qui. Finalmente. E che cazzo io come... cioè. Vabbè. Facciamolo pagare sotto, ok. Ha distrutto me, mi ha ucciso Mary. Sì, Zubat è nostro. No, 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 cancella. Lasciamo fuori. Allora ragazzi, questo video termina qui. Nella prossima parte, come ho già detto, esploreremo la torre dello Split più la palestra. Batteremo e troverete tutti i Pokémon credo a livello 14 o 13, non lo so, però vabbè, credo a livello 15, non lo so. Vabbè, vabbè, ragazzi, questo video termina qui, ci vediamo alla prossima parte. Salve a tutti!